Possiamo cominciare i nostri lavori, che oggi sono lavori festosi, perché abbiamo la possibilità, anche personalmente, non soltanto attraverso mezzi informatici, abbiamo la possibilità di procedere al premio dell'Istituto Veneto per Venezia, di persona, con i premiati. È la 8ª edizione di questo premio, che ci accompagna ormai da molto tempo, e ad affiancarmi in questo palchetto, su questo tavolo, ho il piacere di avere alla destra Anna Sommerskogs, che ha vinto questo premio nel 2013, mi piace ricordarlo, anche per segnalare un'amicizia lunga e sincera. Era l'articolo The Coming Death of Venice, non era benaugurante, ma era sempre ottimistico, come nel tuo carattere in fondo. In seguito è diventata nostra consocia, e alla mia destra Martin van Halderen, che ci accompagna e ci segue da quando questo premio era iniziato. Perché il premio è una lunga storia, non nasce quest'anno. Il premio ha una storia anche abbastanza complessa, e quindi in apertura di lavori mi permetterei di segnalare come questa sia una ripresa temporanea che non vuole essere continuata, ma vuole in qualche modo segnare un temporaneo ritorno a situazioni e impegni che ci hanno accompagnato a lungo, assai positivamente, come Istituto Veneto, in anni passati, dal 2008 al 2014. Dal 2008 al 2014 vuol dire per il periodo in cui annualmente procedevamo a questa premiazione. Il premio era stato assegnato in precedenza a interventi che erano sempre interventi molto precisi e molto anche pungenti, direi, almeno, sì, non solo all'inizio, sulla questione veneziana. E lei, Van Halderen, lo ricorda, era spesso con posizioni abbastanza critiche, abbastanza di rottura rispetto a un trend che si pensava potesse essere contenuto e che invece sembrava quasi impossibile fermare. Il premio era stato in passato appunto un punto di riferimento sicuro per la produzione giornalistica, non soltanto italiana ma internazionale, a partire, per fare un esempio, dalla fortuna di quella formula Venezia Parco Tematico che era comparsa nel titolo Benvenuti a Venezia, il parco tematico. Era l'articolo di John Kay. John Kay è professore inglese. Il saggio premiato, non il saggio, l'articolo premiato era uscito sul Times di Londra il 1 marzo 2008, Welcome to Venice, the Theme Park. Si trattava di una sintesi, una fotografia della realtà lagunare quasi stupefacente, comunque più che convincente. Molti sono stati poi premiati di qualità, io non ve li posso riportare tutti dal 2008 al 2014, ma mi sono appuntato i primi dopo John Kay, era un articolo apparso sul Times, vi dicevo, poi Victor Gomez, no al modello Venezia, che era apparso nel El País nel 2009, l'anno successivo, poi Cathy Newman, Vanishing Venice sul National Geographic,
e ancora Fiona Ehlers, Das Leben einer Toten, su Der Spiegel. Questo era un po' quello che accadeva allora, quello che facevamo allora. L'iniziativa era partita assai bene, ha una storia abbastanza legata a vicende generali, era partita assai bene, ma poi aveva avuto un momento di indubbia difficoltà quando la possibile, molto discussa, presentazione del materiale per il primo premio veniva estesa anche a servizi televisivi, a servizi documentaristici, cioè a una mescolanza che a molti di noi era parsa impropria e controproducente. E in effetti ha segnato un po' la fine di quella stagione del premio. Questo dipendeva dalla disomogeneità di criteri e di giudizi con i quali si potevano affrontare con pareri specifici questi generi di proposta. Questo suggeriva una pausa che poi si è rivelata un colpo di grazia per la iniziativa nata bene e cresciuta peraltro molto bene sotto una buona stella fino a che ha potuto, diciamo, continuare a resistere, trovare il convincimento generale. A distanza di alcuni anni noi ci ritroviamo qua per un premio per Venezia. Questo è in chiusura di mandato per l'attuale Consiglio di Presidenza e in questa congiuntura si è voluto in qualche modo recuperare una tantum l'esperienza passata con un premio di speciale impegno aperto ai vari mezzi di informazione e il riscontro è stato decisamente positivo. Ricordo la commissione, segnalo la commissione giudicatrice che era composta, oltre che da me, da Andrea Rinaldo, Francesco Bruni, Cesare Montecucco, Lorenzo Fellin, Paolo Baratta, Michele Bugliesi, Ignazio Musu, Anna Sommerskog, che qui mi affianca al tavolo, e Wolfgang Wolters. È stato un confronto tramolto materiale. Erano 50 le proposte che erano giunte, di carattere molto diverso tra loro, anche tecnologicamente e tecnicamente, e questo ha un po', come dire, confermato quella difficoltà che c'era parsa evidente al momento della pausa o della fine temporanea o della fine quasi definitiva del nostro premio, quando si era verificata la difficoltà assoluta nel comparare pere con mele, con cocomeri e con altre cose, cioè uscire dalla gabbia, che certamente era una gabbia stretta ma omogenea, che consentiva pareri, diciamo, verificabili, che era quella del giornalismo. Ora, i premi che assegniamo oggi sono, saltiamo altri premi da ricordare, passiamo subito a oggi. Gli ultimi veneziani, prima di tutto preciso che le 50 cose presentate ci hanno costretto a un lavoro molto lungo e faticoso e di questo sono grato una volta di più alla commissione giudicatrice. I risultati sono quelli già noti e che oggi formalizziamo. Gli ultimi veneziani di Gustav Hofer ma dopo tutto di Chi è la città di Caroline Smith e Jane Damosto. Sono saggi che per la loro natura differente risultavano anche difficilmente confrontabili, ma risultavano entrambi di grande presa, di grande attualità e di sicuro rilievo. Abitare la città, candidato dall'Osservatorio Civico Indipendente sulla casa e sulla residenza, è più noto con una sigla OCIO, che è una sigla abbastanza di per sé significativa, ha riscosso in ambito di commissione giudicatrice consensi tali per cui non è stato
possibile premiare, ma è stato necessario conferire un riconoscimento speciale. Cioè abbiamo ritenuto di riconoscere con una specifica menzione la qualità dell'articolo. La qualità dell'articolo, Osservatorio Civico Indipendente sulla Scuola e sulla Residenzialità OCIO, e poi parleremo anche di questo. Quindi la presentazione sarà dei due vincitori e del riconoscimento per il terzo lavoro proposto. Quindi recuperiamo una tantum questa procedura anziana, ormai datata, che però si è rivelata utile proprio per il successo che ha avuto nell'attenzione da parte dei proponenti. Abbiamo avuto 50 proposte per la premiazione. Questo ci ha costretto a lavorare abbastanza intensamente. Oltre 50. Ecco, questa è una premessa che mi toccava prima però di passare al vero impegno che oggi ci preme, cioè la premiazione. E a questo punto comincerei passando la parola ad Anna Sommerskogs per la presentazione del lavoro di Carolyn Smith e Jane Damosto. Prego. Grazie, caro Presidente. Buongiorno, consoci, consocie, signori e signore. Come ha detto caro Gerardo Artalli, io stata premiata nel passato, sono molto onorata di essere qua per poter presentare una mia vecchissima amica, Jane Damosto, e la sua coautrice Carolyn Smith. Sono ex curatrice di museo, sono stata il direttore di The Art Newspaper e sono giornalista, e apprezzo particolarmente dunque il buon giornalismo di cui abbiamo sempre più bisogno in questo mondo di fake news e di metà verità. Allora, chi sono le nostre vincitrici? Carolyn Smith è architetto di formazione, conosce bene la realtà veneziana, ma attualmente sta lavorando all'Università di Cambridge sulle dimensioni sociopolitiche e geopolitiche del rischio ambientale in America Latina. Naturalmente il rischio ambientale a Venezia è altrettanto alto e premente. Jane, forse conoscete Jane, voi veneziani, un pochino, ma devo dire che il mondo conosce Jane da una fotografia fatta da Michele Gallucci il 5 giugno, in cui Jane eroicamente remava il suo sandalo sotto, diciamo, il lato immenso di una nave di crociera che entrava ed era Davide contro Goliath. È una fotografia, una di quelle fotografie che rimarrà nella storia, credo. Lei è laureata in scienze, 2 lauree, una dall'Università di Oxford, la seconda di Imperial College, London. È cofondatrice di We Are Here Venice, che è una onlus che è composta di cittadini e sostenitori, anche non veneziani, che combatte per la città, che dà voce alla civil society, sempre però basandosi pragmaticamente sulla ricerca scientifica. Nel 2017 è stata vincitrice è stata consegnata l'Osella d'Oro dal sindaco, che non significa però che il sindaco le abbia sempre prestato attenzione da allora, ma fu almeno un gesto di riconoscimento. Invece noi non solo riconosciamo, ma anche ascoltiamo. Passo la parola dunque alle 2 autrici per parlare del loro lavoro che si è meritato il premio.
Grazie di cuore, Presidente, Anna, tutta la giuria e tutti quanti. Prima descrivo brevemente chi e cosa siamo e poi passo la parola a Carolyn, la quale entrerà nel dettaglio di come e perché abbiamo scritto il rapporto e cosa significa. Non sono solo cofondatrice di We Are Here Venice, ma sono anche tuttora Executive Director e vi ringrazio di nuovo per essere qua insieme ai miei figli e mio marito, perché così vedono che quello che faccio al costo di non fare la madre tradizionale veneziana forse conta un pochino. Esistiamo formalmente dal 2015, anche se l'idea germoglia da tantissimo tempo e soprattutto era nel 2012 quando David Chipperfield ha invitato me insieme a Liza Fio a curare il programma pubblico della Biennale, che abbiamo consolidato quest'idea nuova di creare un piattaforma per combinare conoscenza rigorosa scientifica, esperienza da tutto il mondo e anche altrettanto importante ovviamente la conoscenza locale, che è sempre più riconosciuto anche nella ricerca. Il cuore next. Ecco, il cuore operativo di We Are Here Venice è composto da un numero ristretto e multidisciplinare di donne principalmente. Sono qui Eleonora, So Young, Giorgia, e anche non lavoriamo mai da sole, ma insieme a ricercatori universitari, imprese, istituzioni culturali e anche le autorità pubbliche. Facciamo progetti, raccomandazioni, eccetera, e siamo importante ricordare che siamo finanziati maggiormente da donazioni e compensiamo i nostri collaboratori secondo le loro professionalità. Next. Venezia è una vera città. Era il secondo giro di drappi che abbiamo distribuito in occasione della regata storica nel 2018 e è stata un'azione di sensibilizzazione che caratterizza un po' il nostro sfruttamento di canali di comunicazione a volte insolite per meglio rinforzare e fare metabolizzare i punti cardinali per l'esistenza di Venezia. Ora stiamo vivendo un momento di cambiamento necessario. Certo non devo essere io a ricordarvi le sfide complesse di Venezia e dei veneziani. Il rapporto di cui parla Carolyn adesso è un nostro tentativo di definire con maggiore chiarezza il punto di partenza per la rivitalizzazione di Venezia. Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia. Permettetemi innanzitutto di scusarmi se leggerò dai fogli la mia presentazione. Non sono molto sicura del mio italiano parlato e ci tengo ad esprimermi correttamente e chiaramente, più o meno, questa mattina. In merito alle sfide critiche di Venezia, per un po' di tempo c'è stato vasto consenso. Vi è una conoscenza generale di ciò che deve cambiare e che si tratti di questioni urgenti, ma c'è una pervasiva inerzia nell'iniziare a lavorare per questi cambiamenti. Queste non sono sfide che possono essere lasciate per domani.
eppure iniziare oggi sembra essere il problema. Questa pubblicazione nasce dall'impegno di We Are Here Venice per una politica basata sull'evidenza scientifica e per iniziative guidate dalla ricerca, per ispirare un cambiamento significativo e duraturo. Quando si studia la città, la mancanza di dati disponibili e completi è evidente. Come possiamo affrontare le sfide di Venezia se non abbiamo un quadro completo della città? Abbiamo assistito a buone iniziative che sono state costantemente ostacolate dalla mancanza di informazioni accessibili. La letteratura sui problemi contemporanei di Venezia sta diventando rapidamente obsoleta. L'ultimo studio completo, The Venice Report, è stato pubblicato nel 2009 e solo per dare un'idea, Airbnb è stato fondato nel 2008. Questa nostra pubblicazione è il culmine di 3 anni di lavoro per scavare nelle dinamiche che governano Venezia e prende in considerazione il rapporto scomodo della città con la fama globale e le priorità locali. Abbiamo iniziato a raccogliere informazioni nel 2018 e abbiamo messo insieme un documento informativo come parte del nostro lavoro per fornire dati concreti alle personalità influenti in vista del referendum del 2019 sulle amministrazioni territoriali di Venezia. Il lockdown del 2020 ha ulteriormente accentuato il bisogno di chiarezza e Jane mi ha dunque chiesto di sfruttare il periodo per rivedere il primo rapporto, per avere le informazioni base che potessero aiutarci a portare avanti il discorso. Siamo stati colpiti dall'impatto del lockdown a Venezia, che secondo noi ha messo in luce non tanto una mancanza di turisti, quanto una mancanza di residenti permanenti. Ha permesso infatti di constatare quanto la monocultura turistica di Venezia abbia spogliato la città al punto tale da renderla cronicamente vulnerabile. L'eccezionale bellezza di Venezia è effettivamente però la precedenza data all'aspetto estetico della città fondamentalmente fraintende il valore stesso della città e lo mina costantemente. Il patrimonio culturale è il collante che unisce la comunità, ma non ha solo un valore socioculturale per queste comunità, bensì un valore di mercato attraverso il turismo. Gli sforzi di conservazione del patrimonio sono spesso giustificati o finanziati dal turismo, ma il patrimonio culturale può essere compreso solo a un livello più superficiale dagli esterni. Questa fissazione con la pietra di Venezia, piuttosto che è un interesse nella cultura vivente che le ha costruite, le abita e le mantiene, è un catalizzatore centrale dell'associo dei residenti del centro storico. Un museo non può mantenere viva una cultura e le preoccupazioni riguardanti il mantenimento del patrimonio culturale della città diventano in gran parte irrilevanti se Venezia perde la massa critica di residenti necessaria per mantenere vivo l'animo di una città vivente. La città lagunare ha perso 2/3 dei suoi residenti negli ultimi 17 anni. Scusa. La slide illustra la densità di popolazione della città nel 2019, mentre la densità di popolazione degli anni 50 non soddisfa gli standard di vita contemporanei. Il numero ideale
di abitanti per Venezia per consentire uno spazio adeguato agli standard di vita contemporanei è stimato come 135.000. Dal 1993 la città storica ha perso una media di 690 residenti all'anno. L'anno scorso, nel 2020, la popolazione residenziale permanente della città lagunare è diminuita di 1.334 unità. Come mostra il lavoro dell'Osservatorio OCCO, nel 2019 il numero di posti letto occupati dai residenti è diventato uguale al numero di posti letto disponibili per i turisti. Tutti possiamo vedere che stiamo entrando in quello che l'ex vice sindaco Paolo Cacciari ha chiamato dittatura del turista, dove le decisioni prese a Venezia non sono più al servizio degli abitanti della città. Venezia ha sostenuto alti livelli di mobilità residenziale fin dal XIII secolo. Il punto di questo rapporto non è quello di sostenere che la città dovrebbe essere liberata da tutto dal turismo, bensì che l'attuale scala e modello del fenomeno e la dipendenza della città e questa industria siano insostenibili. Venezia illustra chiaramente quanto un mercato non regolamento sia inevitabilmente aperto allo sfruttamento. È evidente che sia necessaria un'azione immediata e siamo ancora in attesa di politiche concrete per affrontare la monocultura del turismo. Bisogna fare di più per colmare il divario tra i mercati globali e le priorità locali, per assicurare che il giudizio qualitativo e la sostenibilità sociale siano bilanciati con la misurazione quantitativa, la concorrenza e il prezzo. Una città sana più focalizza sulla qualità della vita che sul profitto, con una popolazione residente fiorente che vive all'interno di un ecosistema resiliente e ancor più arricchita dalla presenza di visitatori piuttosto che impoverita. La slide illustra la popolazione assemblata di Venezia. Il grafico visualizza lo squilibrio che spesso è fin troppo evidente nelle cale della città, dove coloro che vivono e lavorano in città sono spesso superati dal numero di visitatori e il numero di coloro che visitano per solo un giorno. In quanto città veramente cosmopolita, una delle prime, la cultura di Venezia è definita dalla diversità. Limitare l'identità culturale della Venezia d'oggi in mondo dall'includere solo i suoi abitanti permanenti, percependo quindi tutti i suoi visitatori come un'imposizione o solo come un'opportunità di guadagno economico, significherebbe ridurre la cultura veneziana contemporanea a meri residui della venezianità originale. Venezia sorregge ed osseretta da una vasta gamma di interazione. Si passa dalla dedizione di un residente storico che conduce campagne attive per il futuro della propria città, alla connessione superficiale vissuta dai visitatori che trascorre solo poche ore nel centro storico. Il problema non è che esistono queste diverse forme di impegno, bensì lo squilibrio che si impone oggigiorno. L'enormità
del turismo di massa ha spinto la bilancia verso l'estremità turistica e quindi superficiale della gamma di interazione. Il nostro rapporto riduce i problemi di Venezia a 3 fattori critici che determineranno la sostenibilità futura della città: alloggi, occupazione lavorativa e servizi, e propone una serie di raccomandazioni politiche in linea con queste osservazioni. La mia collega Eleonora Sovrani sta continuando il lavoro dell'associazione We Are Here Venice su questi temi e un progetto collaborativo chiamato Solo Transitori in associazione con l'Osservatorio 8 e lo studio grafico Open Closed sta generando dati etnografici per sostenere e arricchire la nostra analisi statistica, raccogliendo le storie e le difficoltà della città viva. Grazie. Concludo velocissimamente per dire che il nostro lavoro dimostra che non bisogna per forza cedere alla fragilità di Venezia, ma possiamo anche prendere spunto dalla resilienza millenaria della città e la sua convivenza con la laguna, e con più tempo in un altro momento siamo felici di entrare nei dettagli di tutto il nostro lavoro e progetti. Bene. Prego. Allora, prego di venire al palco intanto che Anna Somers leggerà la motivazione del premio. Sì, ok. Allora, volevo solo far notare, chi non lo sapesse già, che per la terza volta l'UNESCO ha mancato di mettere Venezia sull'elenco dei siti a rischio il mese scorso, o per codardia propria o sotto pressione del governo italiano. Una mancanza. Allora, alle nostre autrici, viene riconosciuta la completezza del lavoro proposto, articolato, accurato, ben argomentato, capace di mettere in evidenza i problemi principali che affliggono oggi la città e le sfide che devono affrontare per costruirsi un futuro. Con il loro documento le autrici hanno indicato spazi che meriterebbero di essere riempiti con l'appoggio anche internazionale. Gerardo. Prego. Vorrei darvi la medaglia dell'istituto. Caroline Smith. Scusa. Forse sono viceversa. Le controllate. Bene, complimenti, è sempre avanti, sempre avanti. Possiamo procedere. A te. Maarten van Halderen presenta il secondo premio e invito con me Gustav Hofer sul podio per presentare il suo lavoro. Buongiorno a tutti, spero che mi sentite bene. Sono Maarten van Halderen, sono presidente dell'Associazione della Stampa Estera e sono felice di essere tornato qua con questa ripresa del premio dopo tanti anni. Che il premio è stato ripreso e sono felice di essere tornato, e visto che ci sono state tantissime persone che hanno partecipato a questo premio, avete fatto evidentemente benissimo a riprendere questo premio, perché tante partecipazioni sono arrivate e anche di ottima qualità. E questa volta il vincitore, a parte la persona qui, c'è anche un vincitore qui accanto, Gustav Hofer, che è socio dell'Associazione della Stampa Estera, quindi
Naturalmente mi fa molto piacere come presidente che il nostro socio ha vinto questo premio prestigioso. Gustav Hofer, che vedete qui accanto, è nato a Sarntal nel 1976, che sarebbe Sarantino, che è in Italia, che si trova fra Brennero e Bolzano. Però Gustav Hofer ama le città capitali europee, quindi è andato poi a Vienna, dove ha studiato, si è laureato in scienze della comunicazione, poi è andato a Londra, dove si è laureato in cinema, e poi è andato a Roma, è rimasto per fortuna a Roma, dove è diventato corrispondente nel 99 del canale televisivo Arte, che è francese-tedesco. Però nel nuovo millennio Gustav ha voluto buttarsi anche nel mondo del cinema, è andato subito bene, perché quando lui insieme con Luca Ragazzi ha diretto il documentario Improvvisamente l'inverno scorso, ha avuto subito il Nastro d'Argento come miglior documentario nel 2009, quindi è andato subito bene, quindi si è sentito incoraggiato. Poi ha diretto insieme con Luca Ragazzi Italy, Love It or Leave It, ha avuto un grande successo anche questo, ha avuto una diffusione in vari paesi del mondo, tra cui anche il mio, l'Olanda, ma anche in tanti altri paesi. Mi ricordo anche di 2 anni fa, Dictatorship, Fallo e Basta, quando siamo stati in un grande gruppo anche della Stampa Estera, che siamo andati al Campo dei Fiori, al cinema, dove abbiamo visto tutti questo bellissimo film, anche fatto questo con Luca Ragazzi. In questo caso invece parliamo di Venezia. Ora Venezia è una città di cui scriviamo tutti, non c'è un corrispondente in Italia che non scrive di Venezia. Le tematiche trattate di Venezia sono varie. Abbiamo scritto e fatto tutti i servizi, diciamo, giornalistici, naturalmente sulla questione della battaglia contro le navi da crociera. Abbiamo tutti parlato del problema dell'acqua alta e del progetto Mose. Un altro problema di Venezia spesso affrontato è la questione dei pochi abitanti, che è difficilmente vivibile per i veneziani. Nel bellissimo film di Gustav si nomina 52.000 abitanti qui, residenti. Sono andato apposta ieri a Campo Santo Bartolomeo, dove c'è sempre la statua di Goldoni, per vedere lì alla farmacia in quanti siamo adesso. Siamo ancora meno di 51.000, quindi già dal documentario, dal film fino ad oggi è diminuito ancora di più, evidentemente. E se ti fermavi qualche momento vedevi il numero che calava. Appunto, quindi il problema è reale. Fra le tante cose belle di questo film di Gustav Hofer non è solo la eccellente qualità delle riprese, eccellente veramente di grande professionalità, anche il tema scelto e anche il modo in cui fa parlare gli ultimi veneziani, perché il titolo è molto bello, già il titolo è molto bello, Die letzten Venezianer, gli ultimi veneziani. Questo è stato fatto in collaborazione con il Schweizerische Fernsehen. Andrea Hauender di Schweizerische Fernsehen è qui anche presente in sala, che è stata una collaborazione con la Zürcher Zeitung. Io potrei dire ancora molto di questo bellissimo film, ma non sarebbe molto corretto nei confronti del vincitore, perché Gustav Hofer stesso potrà dire molto di più di questo bellissimo film. Intanto ti faccio tantissimi auguri e complimenti. Grazie, parola a te. Sì, grazie Martin per questa presentazione. Ormai sapete anche la mia data di nascita, per cui non posso più mentire sull'età, anche perché i capelli bianchi sono diventati di più, ma quello non dipende da Venezia. Allora, gentili ospiti, cara giuria, innanzitutto vorrei ringraziarvi per esservi preso il tempo per guardare il mio lavoro, fatto da una persona che vede Venezia, la vostra città, da esterno e che sicuramente non potrà mai avere la conoscenza che avete voi. Motivo per cui ricevere questo premio per me significa molto ed mi rende particolarmente felice e orgoglioso. Ma vorrei prima mostrarvi il trailer del documentario grazie al quale oggi ho l'onore di stare qui. Prego.
Venezia per me è il luogo dell'essere. Vivere su una città del genere che è ancora in misura umana. La volontà sarebbe quella di continuare, quindi dobbiamo cercare di capire come andare avanti. Pensavo di passare tutta la vita io a Venezia e sono fuggita l'anno scorso. Tristísima. Io sono nato a Venezia, sono cresciuto a Venezia, quella che io ho imparato ad amare e a conoscere oggi è proprio cancellata. Was bedeutet zu viele Hotels? Zu viele Hotels gibt es nicht, weil es gibt ausreichend Touristen in Venedig. Credo che Venezia potrebbe star bene anche senza questo nuovo albergo. La vita è quando il popolo vive dentro la città e vive e scambia e produce e fa famiglia. Questa è la vita. Ci tengo a dire che il titolo del film è Gli ultimi veneziani con un punto interrogativo, per cui è importante questo punto interrogativo, ci tenevo molto perché io non credo che saranno e mi auguro che non saranno gli ultimi veneziani. Alcune delle persone che hanno partecipato al film sono anche qua in sala. Grazie cari e care per la vostra pazienza e disponibilità. Poi vorrei ringraziare Andrea Hauner, che è qui con noi. Andrea è la caporedattrice di NZZ Format, il programma della TV svizzera pubblica che ha prodotto ed è prodotto dal quotidiano Neue Zürcher Zeitung. È stato il mio primo lavoro per la sua redazione e devo dirvi che quando mi ha proposto di fare un reportage su Venezia non ero molto contento. Vi chiederete come si possa non essere felici di avere l'opportunità di fare un documentario di 52 minuti sulla città più bella del mondo. I motivi per me erano tanti. Per prima cosa mi sono detto, ma perché un altro film su Venezia? Non l'abbiamo già vista in tutte le sue sfaccettature? Non conosciamo già tutti i suoi problemi, le sue bellezze? Non abbiamo già filmato ogni sua caletta, ogni campo, ogni sottoportico? Un altro film su Venezia non rischia di aumentare il flusso turistico rendendola con un film ancora più desiderabile da un pubblico svizzero e tedesco? Ma come capirete non si può rifiutare una tale offerta. Così mi sono ripromesso di cercare delle storie che non fossero state raccontate troppo e che avrei cercato in tutti i modi di dare un'immagine della città fuori dai cliché. Nel nostro mestiere di giornalisti ormai è molto raro avere il lusso di prendersi il tempo per fare le ricerche in loco prima delle riprese. Di solito siamo obbligati a cercare le storie attraverso internet, leggendo articoli e interviste già pubblicate da altri colleghi e colleghe, ovviamente sempre storie interessanti e belle, ma evidentemente per il fatto che sono già in rete non così inedite. Così facendo il nostro modus operandi perpetua la moltiplicazione di un racconto che si autoalimenta finendo per dare voce spesso alle stesse persone, tutte rispettabilissime ovviamente, ma in questo modo si perde la moltitudine di voci per poter creare un racconto autentico della città. Così sono approdato in Laguna con la missione di cercare delle storie, ma così facendo mi sono reso conto presto del fatto che anch'io non conosco per niente la Serenissima, nonostante ci sia venuto decine di volte per lavoro, seguendo soprattutto le diverse biennali d'arte, di architettura e ovviamente la mostra del cinema. Ho capito che anch'io ho consumato per decenni Venezia come un prodotto fast food,
contribuendo così ad un uso della città che paradossalmente anch'io nei reportage fatti negli anni ho criticato. Per questo lavoro invece mi sono fermato nei baretti, nelle botteghe, nelle calli, ho preso i cicchetti con i gondolieri, non so più quanti spritz ho bevuto, anche perché a Venezia costano 10 euro, a Roma costano 10 euro, mentre a Venezia costano solo 1,70 euro. Ho ascoltato le conversazioni di abitanti, intromettendomi poi a un certo punto nel discorso e facendomi così raccontare cosa stava succedendo di nuovo. In questo modo ho scoperto, per esempio, la storia della vigna dei frati francescani e il gazzometro che un investitore austriaco vorrebbe trasformare in hotel. Parlando con un barcaiolo, poi ho sentito parlare di Pietro Tosi e della sua passione ventennale per le barche elettriche per combattere il cambiamento climatico. Poi amici di amici mi hanno consigliato di parlare con gli attivisti e le attiviste del gruppo 25 aprile. Sono qui con noi Nicoletta Frosini e Aline Cendon, grazie per essere venute, e con i ragazzi e le ragazze di Ocio, che mi fa particolarmente felice di condividere questo premio in qualche modo anche con loro. Questa permanenza veneziana mi ha permesso di osservare la vita quotidiana, di sentire le storie e la voglia delle persone di impegnarsi per rimanere nella città dove sono nati o cresciuti o che è diventata la loro nuova casa. Ho seguito chi prende il pesce alle 5 del mattino al mercato ittico, chi tesse le stoffe meravigliose e chi batte l'oro e vuole portare avanti quel mestiere tramandandola di generazione in generazione. Le riprese le abbiamo fatto con una troupe tutta veneziana, con Lorenzo Pezzano e con Alan Basic, e tutto si svolgeva a febbraio del 2020, mentre imparavamo il nome di una città cinese, Wuhan, e quello strano virus che ha fermato una metropoli di milioni di abitanti sembrava una storia lontana che probabilmente non ci avrebbe toccato minimamente. Non è stato così. Abbiamo imparato, nostro malgrado, cosa significa se una società, se una città basa gran parte della sua economia sul turismo di massa. Durante i mesi di lockdown abbiamo visto i risultati di una politica che non guarda alla città come un luogo per una comunità che la vive, che produce, che crea famiglia, ma che la interpreta come un prodotto di consumo. Oggi diventa impossibile dire non sapevamo che l'impatto del turismo di massa fosse così forte sulla vita delle persone e sulla città stessa. E a mio avviso diventa da irresponsabili non cambiare radicalmente il modello di sviluppo. Se non si fanno politiche abitative attive che permettono non solo alle persone di rimanere a Venezia, ma anche ad altre di venirci a vivere, anche dall'estero. Se non si intraprende una via di sviluppo per creare un'economia che va oltre al turismo di massa, dovremmo tutti trarre un insegnamento da quanto è successo. Anch'io ho capito, grazie a questo lavoro e anche grazie alla pandemia, che qualcosa devo cambiare, che non devo più venire a Venezia giusto per poter dire che sono stato alla Biennale o che ho visto questa o quell'altra mostra. Devo smettere di essere sempre in movimento, anzi, devo smettere di spostarmi e devo di nuovo iniziare a viaggiare nel vero senso della parola. Magari meno spesso, ma regalandomi periodi di permanenza più lunghi, come è stato per le ricerche per questo film. Un tempo sospeso e incantato, scandito dallo sciabordio delle onde a misura d'uomo, che difficilmente potrò più dimenticare. Grazie mille. Grazie Gustav. A questo punto vorrei leggere le motivazioni del premio. A Gustav Hofer viene riconosciuta l'incisività espressiva del lavoro presentato, capace di mettere in risalto alcuni importanti aspetti della realtà veneziana,
ad esempio i mestieri tradizionali che meritano di essere valorizzati in un'idea di futuro per la città. Efficace la strategia di affidare la narrazione all'immediatezza delle immagini e all'eloquenza delle voci dei protagonisti. Auguri Gustav. Questa è la medaglia con molti complimenti. Molti complimenti e grazie. Bene. Sì, possiamo proseguire appunto e tocca di nuovo a te. Anna. Allora tocca a me adesso presentare brevemente OCCIO, l'acronimo molto felice per l'Osservatorio Civico Indipendente sulla Casa e sulla Residenzialità, che hanno fatto un lavoro bellissimo in un articolo che si chiama Abitare la città. E dato che sono anonimi, devo descriverli. Sono anonimi perché fanno un lavoro che potrebbe addirittura diventare un po' pericolosa. Sono dei ottimi giornalisti. OCCIO è il numero di cittadini e cittadine, ricercatori e ricercatrici che nel 2018 hanno deciso di analizzare la questione abitativa della città storica e le sue isole. Riempiono il vuoto che fu creato nel 2014 quando il Comune abolì il proprio osservatorio casa. Sono maledettamente ben informati e fanno monitoraggio costante di ciò che fanno e dicono le autorità nel campo delle abitazioni social housing. I dati e i lavori loro sono diffusi gratuitamente sul sito occio-venezia.it e sui canali social. Tutti i collaboratori e collaboratrici danno il loro contributo gratis. E qui vi do qualche piccolo esempio di cose che ha fatto reso note OCCIO. Per esempio, 11,3% dell'edilizia convenzionata, cioè social housing, di Venezia nel centro storico non viene data in affitto dal Comune con la scusa che ha bisogno di restauro, allo stesso momento in cui il Comune regolarmente parla con rammarico del declino nel numero di abitanti. Dal 2000 gli ultimi 3 sindaci, compreso Luigi Brugnaro, l'attuale sindaco, hanno promesso 13.900 unità di edilizia convenzionata per l'intero comune, solo 200 sono state costruite. E qui si arriva alla cosa veramente scandalosa. L'area ex arsenale delle ACTV Sant'Elena, 56.000 metri quadrati, furono promesse nel 2003 dal Comune per social housing e adesso sono state assegnate dal Comune ad un costruttore di residenze di lusso. Allora, perciò dico che questo mestiere loro potrebbe diventare un po' pericoloso. Come diciamo nel giornalismo, il diavolo è nel dettaglio. Deprimente quanto questo possa essere, devo dire che oggi questi premi mi fanno vedere quanto sia importante il coinvolgimento dei cittadini, che il capitale sociale, che la ricchezza di questa città, e tradizionalmente le autorità si sono infischiati di quello che hanno detto i cittadini, però il rumore comincia a espandersi oltre la città e comincia ad essere una voce a cui dovranno ascoltare e dunque non bisogna perdere di fiducia. Allora, leggo la motivazione, le motivazioni della menzione di OCCIO. La menzione è stata assegnata all'articolo Abitare la città, pur rivolgendo l'attenzione ad un aspetto molto specifico, quello della residenzialità, appunto. Il lavoro si distingue per l'accuratezza e la robustezza delle argomentazioni,
ma soprattutto per suggerire soluzioni interessanti a problemi reali, troppo a lungo trascurati, che richiedono risposte concrete non più procrastinabili. Bene. È fuggito. È il richiamo della televisione, temo. Sì. Cosa è successo? La televisione evidentemente In questo momento in diretta, però purtroppo... Va bene, allora in attesa che il servizio, la registrazione televisiva finisca, avendo rifiutato io di andare, vorrei dire un po' che quello che sta uscendo oggi è insieme una fotografia di una situazione da disperazione, accompagnata però da una fiducia in una possibilità di ripresa. Messi sui piatti della bilancia i due aspetti, io continuo a credere che la bilancia penderà poi verso un recupero di questa città. Un recupero di questa città, badate, che, se posso permettermi considerazioni che ho già fatto anche in altre sedi, quando noi definiamo come città, lo facciamo facendo un regalo a chi sta distruggendo Venezia, cioè a chi ha trasformato Venezia prima nei fatti e poi nella normativa in un quartiere. Venezia è diventato un quartiere di pregio, possiamo dire, un quartiere importante di una realtà che non è più Venezia. I numeri che avete sentito e che sono impressionanti sono numeri che ci mostrano chiaramente come i due piatti della bilancia tra terraferma e città stiano precipitando, non stiano modificandosi, stiano precipitando. Dicevo al mio amico Van Alderen che se si fosse fermato un attimo davanti a quella farmacia che ormai è diventata un punto di passaggio di tutti i visitatori della città, avrebbe visto il numero calare, perché bastano pochi minuti perché quel numero così visibile cambi e cambia sempre verso il basso. Raramente, rarissimamente mi è capitato di sentire, no, una volta, non raramente, una volta mi è capitato di sentire da un amico che mentre era lì il numero è cresciuto. E quindi il dubbio è stato che ci fosse un guasto nella cosa. Comunque devo dire, c'è un punto su cui secondo me mi permetto qualcosa che è al di là della mia funzione, che è notarile, di presidente di un'accademia che è una delle più antiche d'Italia, eccetera, eccetera, tutte queste belle cose. Mi permetto di dire che la situazione è davvero una situazione che va affrontata con tutti gli strumenti possibili e senza timori, senza paura, perché quello che non può essere il nostro avversario, ma che comunque è il responsabile di quello che sta accadendo, non deve sentirsi giustificato una volta per tutte. Non deve credere di avere vinto la partita definitivamente. In fondo, la storia di questa città è una storia di momenti difficilissimi, di periodi tragici, continui, ma ha sempre avuto qualcosa che una sorta di calamita, una sorta di benedizione dal cielo, per quale che sia il cielo in cui uno crede, Buddha, Cristo o chi altri. Una benedizione del cielo che le ha consentito di reggere i momenti più difficili. Io credo che quello che stiamo vivendo sia uno dei momenti più difficili della storia lunghissima di Venezia. È un momento di particolare difficoltà perché Venezia è travolta dalla sua qualità. Tutti amano Venezia, tutti vogliono bene Venezia, tutti vogliono venire a Venezia, tutti riconoscono i meriti di Venezia, è morta lì. Vale a dire, non ci si rende conto a sufficienza di quello che oggi abbiamo sentito. Abbiamo sentito attraverso la ripresa di questo nostro premio, ripresa della quale diciamo l'istituto è responsabile convinto. Questo non significa che continueremo col premio, continueremo comunque col dare spazio
ha un modo di ragionare, ha un modo di pensare che è un modo purtroppo decisamente minoritario. Decisamente minoritario perché? Perché la ragione fa fatica sempre ad affermarsi, perché la realtà sostanziale, quella che salva, quella che aiuta, fa fatica a reggere all'ottusità, alla congiuntura così di interessi e di favori e di luoghi comuni. Ecco, scusatemi per questo sproloquio, ne ho approfittato, non dovevo, ma in attesa di poter consegnare la medaglia a Ocio. Pregherei Ocio di venire qui. Non è ancora tornato? Ah, era in fondo. Io devo spendere 2 parole sull'articolo di Ocio. Questi sono gli ordini precisi che ho. Vedete, io sono il presidente con una serie di tabelline che mi dicono quello che devo fare. Ho approfittato di un momento di pausa per inserirmi, ma a questo punto la menzione l'hai già data e quindi posso soltanto... Scusa? Sì, e quindi posso soltanto darvi la medaglia. Voglio fare la foto. E adesso abbiamo l'aperitivo in un giardino che è uno dei pochi giardini che reggono di utilizzo che non sia di supporto a un albergo o a qualche casa privatissima, è benstante, e quindi ci vediamo fuori. Grazie a tutti voi per essere venuti.